Bonificare per poi ricostruire in modo sicuro, insomma ridare un futuro a un territorio. In questo caso l'opera di bonifica era particolarmente onerosa. Sì, uno dei siti più inquinati d'Europa. Adesso la PM Galvanica, con l'ulteriore stanziamento di 6 milioni di euro da parte della Giunta regionale, verrà completamente bonificata. Tutto sarà a carico ovviamente del Comune, però la Regione ha dato una risposta importante grazie a quest'ultimo stanziamento. Quindi speriamo di mettere definitivamente la parola fine a questo che ha rappresentato anche uno dei drammi del nostro territorio. Oggi noi paghiamo la forte industrializzazione degli anni 60, degli anni 70, dove spesso non sono state rispettate le leggi ambientali, i regolamenti, e ci siamo trovati oggi con il dover affrontare molti casi di inquinamento su tutto il territorio, un po' alla volta in base anche alle criticità e alle priorità. Stiamo cercando di bonificare questi siti per ovviamente limitare il più possibile gli inquinamenti.